Anche il sindaco di Vicenza prende posizione dopo che 3 migranti provenienti dal centro di smistamento di Mestre sono stati letteralmente scaricati davanti al municipio di Sovizzo, una presa di distanza dal governo e dalla regione per chiedere interventi mirati e una migliore gestione dell'emergenza che nelle prossime settimane è destinata a diventare ancora più pesante. In realtà non c'è molto da sorprendersi, nel senso che gli sbarchi sono triplicati già nei primi mesi dell'anno, quindi l'impatto era purtroppo atteso. Il punto vero però è questo, e cioè sono passati ormai diversi anni dalla grande emergenza di 6, 7, 8 anni fa e il film sembra lo stesso, quindi arrivi che non vengono gestiti, che non vengono controllati, il rischio che vengano aperti degli hub e una gestione dell'accoglienza che non è all'altezza. L'appello che facciamo al governo e al presidente Zaia è di gestire, di governare questo fenomeno secondo il protocollo che lo stesso presidente Zaia ha sottoscritto, quindi quello dell'accoglienza diffusa, della distribuzione su tutto il territorio per evitare di avere grandi concentrazioni di centinaia di persone tutte nello stesso luogo. Quindi non è previsto nessun hub al momento a Vicenza. Assolutamente no, e soprattutto l'amministrazione è contraria all'apertura degli hub, mentre è disponibile, come indicato dal protocollo di Zaia, a un'accoglienza diffusa nei vari comuni in cui ciascuno faccia la propria parte. Che capacità c'è di accogliere ancora? Cioè, quanti numeri potresti accogliere? I numeri dipendono molto da quali sono le richieste della prefettura, dalle strutture che riusciamo a reperire, quindi non è possibile stimare oggi dei numeri, anche perché Vicenza oggi già ha molti migranti, a molti richiedenti asilo. Capiremo al tavolo con la prefettura quali sono le quote e anche quanti sono le persone che arrivano. Il prefetto di Vicenza per ora ha convocato solo i comuni che ancora non hanno dato disponibilità all'accoglienza, un segnale che in ogni caso nessuno si può rifiutare di fare la propria parte. Insegnare la lingua, cercare degli strumenti che aggiungano a questa accoglienza anche un'integrazione. Il tema vero è questo: come riusciamo a fare in modo che queste persone riescano ad imparare una lingua, riescano ad imparare un mestiere, chiaramente quelli che poi ricevono lo status che gli consente di restare qui, perché altrimenti, come è successo 6-7 anni fa, il rischio è di avere tantissime persone o che restano ma senza essersi realmente integrate, oppure che non hanno titolo per restare ed escono anche dalla rete dell'accoglienza e quindi a maggior ragione il rischio è proprio quello che scappino al controllo dello Stato.